Ben ritornati cari telespettatori, vi presento i nostri protagonisti odierni. Allora, ben ritornato, ben ritrovato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim SPA, grazie di essere qui con noi. Grazie per l'invito, un saluto a tutti. Cristian Ferrari, segretario generale CGIL Padova, grazie anche a lei. A tutti. Allora, i temi riguardano il mondo del lavoro, un mondo che inquieta, e infatti il nostro titolo non è tanto come sempre una provocazione, ma un riscontro di una situazione di fatto. Per carità, chi il lavoro ce l'ha è tranquillo e sicuro, ha una posizione lavorativa consolidata, possibilmente non nel pubblico, non nel privato ma nel pubblico, perché parleremo del privato e vedremo quali sono le situazioni. Tutto sommato soffre della mancata rivalutazione, ma quella è la sua posizione. Viceversa, per i moltissimi giovani che confidavano in qualcosa che si potesse muovere a loro pro, a loro vantaggio, la situazione non è sicuramente rosea. Per l'occupazione vedremo quali sono i dati che ci inquietano, ci preoccupano, ma anche poi per il domani, se un domani mai arriveranno alla pensione. Intanto sono già arrivate, sono in arrivo i primi bustoni arancioni con queste proiezioni di quel che arriverà o che non arriverà, e anche questo è un dato alquanto inquietante e preoccupante, visto che hanno appena messo questa tassazione rialzata sulle rendite delle pensioni, quelle che uno fa per conto proprio, per intenderci, e quindi anche questo non è stato un agevolare l'accendere una pensione personale. Ma poi c'è anche la situazione degli over 50, sembrerebbero coloro che avrebbero qualche possibilità in più di trovare un posto di lavoro, ma anche costoro non stanno bene. Perché? Perché ci sono tanti ma e tanti però, oltre che il settore privato, di cui c'è stata una manifestazione molto importante anche ieri, che soffre, metalmeccanici tra i tanti, di una mancata rivalutazione e riconsiderazione del contratto, quindi il rinnovo del contratto collettivo. Sembrerebbe che tutto andasse a finire in una contrattazione aziendale. Che cosa vuol dire questo? Si chiedono alcuni di voi, ve lo spiegheremo bene. Allora, intanto partiamo con i dati che lei, presidente di Eurointerim, formula, riconsidera e manifestava già quando ne parlavamo all'inizio tante perplessità su questo Job Act, su questo provvedimento. Adesso le perplessità, i dubbi teorici, tiriamo una riga, sono pratici, quindi vediamo voi come azienda che si occupa di lavoro interinale, tra virgolette, per insomma fornitura di lavoro temporaneo, che cosa estrapolate? E il sindacato, che poi ha dei dati certi per territorio provinciale, Padova è il primo polo industriale del Veneto, del nord-est, per cui diciamo che è indicativo. Che cosa ne viene fuori? Per quanto ci riguarda, noi continuiamo a mantenere l'occupazione, seppur temporanea, le stesse percentuali dello scorso anno. E non c'è un aumento come auspicavamo, perché c'era stato detto che i segnali e gli indicatori economici e sociali nel nostro Paese andavano in una certa direzione. Purtroppo questa direzione non è reale, e purtuttavia noi teniamo ancora le percentuali dello scorso anno. Non dico che ci accontentiamo, ma manteniamo sempre, insomma, quei 10.000 lavoratori andiamo al lavoro, quindi siamo relativamente soddisfatti, ecco, perché il timore di una crisi improvvisa come nel 2008-2009 purtroppo c'è dietro l'angolo, almeno come timore, speriamo che non si verifichi mai. Quindi per quanto ci riguarda il lavoro temporaneo, che poi oggi non è più temporaneo ma è anche lo staff leasing, o lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori in somministrazione, che poi vengono mandati a lavorare in più aziende ma garantendo loro una continuità di rapporto, e noi non possiamo lamentarci. I dati invece che devono far riflettere, di cui peraltro non si parla nelle TV nazionali, non se ne parla, ecco, è bastato lo scorso anno che ci fosse stato qualche migliaio di lavoratori in più e subito tutti quanti in pompa magna il Job Act, insomma sembrava che fosse. Oggi che invece i numeri parlano di un crollo delle assunzioni a tempo indeterminato, il 58% solo sul mese di gennaio rispetto allo scorso anno in termini di crescita, quindi 58% in meno di crescita, non se ne parla. A febbraio peraltro ci sono circa febbraio 2016, febbraio 2015, circa quasi 5.000 lavoratori assunti in meno, quindi siamo in regressione. Ecco, quello che io trovo sconcertante è che non si parli di questi argomenti.
Ecco, o perlomeno si parla in termini diversi, e qui lancio la provocazione anche al sindacato, perché il Presidente del Consiglio ricorda che il dato della disoccupazione nel febbraio 2016 è del 22,7% in meno rispetto a febbraio 2015. E dice questo è un segno importante che l'economia sta andando. A voi che cosa risulta? Cioè, qui non ci ritroviamo più con i numeri, cioè, la gente a parte che non ha informazione, ma non ci capisce più niente, sì, anche se volesse averla. C'è tanta confusione e c'è anche tanta propaganda, che tra l'altro, per carità, legittima in una situazione normale, ma quando viene fatta su un terreno così importante, così delicato e così, diciamo così, vitale per le persone come il lavoro, io penso che dovrebbe richiedere invece atteggiamenti improntati al massimo rigore, almeno nell'analisi della realtà. La situazione è questa: c'è una distanza siderale tra la narrazione, chiamiamola così, che viene, diciamo così, che è stata costruita nei mesi scorsi, e i dati di realtà. Siccome, come diceva qualcuno più autorevole di me, la realtà ha la testa dura, i fatti hanno la testa dura e stanno venendo fuori. Anch'io trovo abbastanza inquietante che non si verifichino i fatti, anche perché penso che una sana politica, al di là delle scelte che ciascuno fa, sia quella che nel momento in cui prendi una decisione, prendi una strada, dopo un certo periodo di tempo ti fermi, verifichi i risultati, perché ti serve anche eventualmente per ricalibrare, cambiare, correggere diciamo così, correggere il tiro. Questo si chiama buonsenso. Si chiama buonsenso. Allora, la situazione in estrema sintesi è questa, diciamo, se fino all'anno scorso i pareri a favore o contro le politiche del governo, il Job Act e così via, potevano essere appunto pareri, posizioni e in quanto tale opinabili, oggi a distanza di un anno abbiamo la possibilità di verificare dati alla mano, non della CGIL ma dell'Istat, cioè i dati ufficiali, che cosa hanno prodotto queste scelte. E la sensazione, ma insomma la constatazione da questo punto di vista è quella di un paese che non è ripartito, e soprattutto di un mercato del lavoro che, al di là di un grande giro di giostra alimentato da miliardi e miliardi di euro del contribuente che sono stati immessi nel sistema delle imprese attraverso le forme di decontribuzione, alla fine abbia prodotto questa grande montagna di risorse, il classico topolino. Nel 2015 l'Istat registra un aumento netto di occupati in Italia dell'ordine di 90.000. 90.000 non sono tanti. Un mercato del lavoro come quello italiano, che viaggia sui 23 milioni di, diciamo così, 22-23 milioni di forze lavoro, voi capite che siamo a una cifra appunto dello 0, ma il punto è un altro. Io ho prodotto questo risultato di 90.000 spendendo in questo triennio qualcosa come 20 miliardi di euro che sono stati affidati a pioggia, in maniera, diciamo così, non selettiva, senza condizioni, senza requisiti, nemmeno quello fondamentale che noi chiedevamo fin dall'inizio, di dire: è giusta la decontribuzione, abbattiamo il costo del lavoro, riduciamo il cuneo fiscale, ma facciamolo nei confronti di quelle imprese che producono lavoro aggiuntivo. E invece, purtroppo, e questi dati lo dimostrano, il grande giro di giostra è stata soltanto, diciamo così, una sorta di sostituzione di tipologie contrattuali che, se dobbiamo misurare, francamente il gioco a me pare non ha, come si dice, non vale la candela da questo punto di vista qua. Pensiamo a 20 miliardi come potrebbero ancora oggi, come sarebbero potuti essere utilizzati in un'altra maniera, avrebbero sicuramente prodotto dei risultati molto più importanti. Qual è la critica che noi facciamo in sostanza? L'idea che semplicemente delegare al sistema delle imprese, al mercato, attraverso ingenti risorse, attraverso liberalizzazioni, attraverso mani libere, pensiamo ai licenziamenti liberi e così via, l'idea che si potesse delegare a questo sistema la politica di rilancio del Paese, la ripresa del Paese, è stata un'idea sbagliata. Ci vuole una politica vera che intervenga attraverso una programmazione, attraverso l'individuazione di obiettivi Paese, e che metta attraverso un programma di investimenti anche pubblici, perché il problema che abbiamo, guardate, noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, possiamo fare tutte le operazioni di defiscalizzazione che vogliamo, ma per far ripartire il lavoro serve solo una cosa: investimenti.
investimenti pubblici e privati. In questo momento il settore privato, per la situazione di crisi che non è passata, le aspettative di profitto che sono basse, la domanda di beni e servizi che non riparte, non è in grado di metterli in campo, ci vuole una sorta di volano, di, come dicono gli inglesi, big push iniziale, di grande spinta iniziale attraverso un programma di investimenti pubblici. Se avessimo usato quei 20 miliardi in un piano straordinario del lavoro e avremmo soltanto l'imbarazzo della scelta negli obiettivi dal nostro territorio, la messa in sicurezza, la rigenerazione urbana, eccetera, eccetera, green economy e così via, beh, noi avremmo oggi sicuramente dei dati molto migliori e molto più positivi da commentare rispetto a quello che è stato un fallimento, ma soprattutto è stato un fallimento molto costoso. Peraltro quello che in tante occasioni abbiamo evidenziato, come il Job Act americano, dal quale Renzi ha preso spunto, è una cosa diversa, è stata una cosa diversa, prevedeva la decontribuzione per le assunzioni, prevedeva però l'accesso al credito per quanto riguarda una facilitazione all'accesso al credito, un sostegno alle start-up, investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici, se non partono, è difficile poter, come diceva prima il segretario, creare il volano. Noi abbiamo preso solo una parte del Job Act pensando che fosse risolutivo, e quello è l'aspetto miope della questione. Infatti. Per cui, ma da sempre, noi com'è che nel passato siamo usciti dalle crisi? Svalutando la nostra moneta, che non possiamo far più, e facendo investimenti pubblici. E questo invece questo non sta avvenendo. Però le imprese non stanno investendo perché, come dicevamo prima, viaggiano a vista, perché comunque c'è una fiscalità importante e una criticità sul mercato internazionale che ci vede, che lo vede globalizzato, quindi un confronto sempre più acceso tra i vari competitors, e quindi le imprese non investono e siamo al palo, perché di fatto in questo momento c'è una situazione, secondo il nostro punto di vista, stagnante. Infatti qui troviamo i dati: il saldo dei nuovi contratti stabili, considerando attivazioni, trasformazioni e cessazioni, quello che si era detto, nei primi 2 mesi del 2016 si ferma a 37.113 unità, in calo del 74% rispetto a quelle dello scorso anno. Esatto, sono stati 74% è tantissimo. Meno del 74%. La bolla occupazionale è scoppiata nel momento in cui sono stati praticamente ridotti. Era un palliativo, palesemente, però era che un ci è costato doping. un po'. Noi abbiamo sempre usato tanto, questa però sorta di metafora, no? Veniva dopato il mercato del lavoro attraverso questi 20 miliardi che, ripeto, dei contribuenti italiani, qua stiamo parlando di soldi pubblici che sono stati distribuiti, ripeto, a pioggia, hanno dopato per un anno il mercato del lavoro, peraltro producendo comunque un risultato, 90.000 posti in più netti, non sono un grande risultato comunque. Nel momento in cui questo doping viene ridotto quasi, diciamo così, perché è stato praticamente tagliato del 40%, subito da gennaio a febbraio abbiamo visto che c'è stato il crollo proprio di queste attivazioni. Peraltro evidenzio come nel 2014, nel primo bimestre, c'era 87.180 lavoratori in più, quindi rispetto al bimestre di quest'anno, quindi siamo addirittura meno del 2014, quindi siamo secondo me in una fase di regressione dal punto di vista occupazionale. Tra l'altro adesso io qua ho preso dei dati li ho uguali. Abbiamo gli stessi dati, quindi da una parte e dall'altra. Per territorio risulta che le assunzioni sono in piccolissima parte giovanili. Sì. Allora, dopo qua chiedo anche con riscontro, sembrerebbe che i giovani fruttassero più verso i canali delle vostre attività che non quelle delle assunzioni, sono più gli over 50, vi risulta? Assolutamente sì, ma questi sono dati Istat. Se andiamo a vedere l'andamento in particolar modo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, noi registriamo un aumento significativo di posti di lavoro a tempo indeterminato negli ultra cinquantenni, 55enni, e una riduzione nei ragazzi fino ai 30, insomma, dei giovani fino ai 35 anni. E qui ci fa fare un ulteriore ragionamento. Cosa ha prodotto questo aumento di posti di lavoro negli ultra cinquantenni? Qui ha inciso più che il Job Act, che non ha inciso per nulla,
nei giovani assolutamente no, ha inciso purtroppo quel blocco del turnover stabilito dalla legge Fornero. Ci sono più lavoratori anziani perché sono state chiuse le porte d'uscita, diciamo così, o comunque rinviate attraverso l'innalzamento pesante dell'età pensionabile proprio dei lavoratori più anziani. Una delle richieste tra le tante che noi stiamo cercando di portare avanti anche in questa stagione di mobilitazione è proprio quella di mettere mano alla legge Fornero, non solo e non tanto per mandare in pensione delle persone che ormai hanno lavorato 40 anni, 41 anni, ormai siamo ai 42 e così via, ma soprattutto perché in una fase in cui non produci nuovi posti di lavoro, in cui il paese non riparte e quindi l'economia non gira, bloccare il turnover è micidiale, ha un effetto dirompente. Non è un caso se dal 2012, anno della Fornero, ad oggi la disoccupazione giovanile è esplosa e oggi siamo un paese che registra il 40% di disoccupazione giovanile. Non era mica così, anche a Padova, tanto per usare un territorio che non è certo l'ultimo in Italia, anzi, noi avevamo una disoccupazione giovanile nel 2007 dell'8%, siamo al 30%. Una concausa importante di questa situazione... 30% è tantissimo. Sì, il 30% è moltissimo, ma a Padova, guardate che il 2015, l'anno del Job Act, Padova ha registrato, ripeto, una delle più importanti province in termini di sistema economico, produttivo e industriale d'Italia, ha registrato il record storico della disoccupazione, noi abbiamo 40.000 persone a Padova disoccupate, ha registrato il record storico, diciamo negativo, del tasso di occupazione, perché quando Renzi fa le battute è diminuita la disoccupazione, però attenzione perché la disoccupazione si riduce perché tu perdi anche, diciamo così, il tuo periodo di indennità di disoccupazione, ti scoraggi, non ha più senso che vado ai centri per l'impiego e vado non nel mercato del lavoro, vado nel grande bacino degli inattivi. Se non aumenta il tasso di occupazione può anche azzerarsi quello di disoccupazione, ma vuol dire che la gente non ha neanche più la speranza e non si attiva nemmeno più per andare in cerca di un lavoro iscrivendosi nei centri per l'impiego. Questa è un po' la situazione. Sì, per aggiungere anche delle altre considerazioni, dei tentativi di cercare di incentivare un po' l'occupazione, quindi fare in modo che i giovani, anche gli over 50 e quelli più in difficoltà potessero trovare una prima occupazione, una nuova occupazione, dei tentativi ci sono stati investiti 1.500 milioni nella garanzia giovani, sono stati investiti dei quattrini comunitari attraverso le regioni per quanto riguarda l'accompagnamento e la ricollocazione degli over 50 al lavoro. E noi abbiamo notato, siccome siamo enti accreditati nelle regioni d'Italia, abbiamo trovato una assoluta diversità, diciamo, di utilizzo di questi fondi, che ha portato alcune regioni per esempio a essere più efficaci. Per esempio la Lombardia è stata molto più efficace dal punto di vista delle risorse. Infatti noi in Lombardia, come ente accreditato in Regione Lombardia, siamo riusciti a collocare sia giovani che over 50, in quanto le procedure erano e sono più flessibili, più, come dire, non dico più semplici, perché poi bisogna sempre, la semplicità non si sposa sempre con la regolarità ma sono state più accessibili da parte degli enti. In Veneto abbiamo trovato un po' più di difficoltà. Non è un caso che è nata il 1° gennaio l'agenzia LAMPA, l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, che è appannaggio del Ministero del Lavoro, che dovrebbe in qualche maniera così regolamentare l'operato delle regioni affinché tutti quanti utilizzino queste risorse. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che noi in questo scenario dove c'è una forte disoccupazione giovanile che persiste, una difficoltà dell'over 50 nel trovare occupazione, abbiamo trovato paradossalmente più facile ricollocare il cinquantenne rispetto al giovane. Ma perché la procedura che noi abbiamo... Cioè lei dice lo lega alla procedura, ma può essere che ci sia qualcosa, cioè le aziende che cosa manifestano, che richieste hanno, perché c'è stata questa tendenza, che devo dire tra l'altro guardando senza avere chissà che, anche le persone che conosco che hanno avuto mobilità nel lavoro, hanno trovato tempo indeterminato persone
nel posto over 40 anni, mettiamo, sopra i 40. Sì. Viceversa conosco dei giovani che sono ancora fermi lì, sì, con tanti voucher, poi parleremo del problema voucher, però alla fine fermi lì al palo, con adesso ambizioni e aspirazioni ad andare sicuramente via dall'Italia. Però notavo questo fatto, con piacere per carità, perché queste sono persone che hanno dei figli, hanno dei bambini, hanno una famiglia, hanno di varie situazioni complesse. Per quanto ci riguarda, come accennavo, per noi in questo momento è più facile attuare le politiche attive del lavoro, quindi attingere a quelle risorse, quindi significa, per intenderci, formare, accompagnare, fare formazione on the job, quindi è più facile per noi farlo sull'over 40, over 50 rispetto al giovane, perché per esempio il giovane qual era lo strumento? La garanzia giovani. Cioè quel miliardo e 5 stanziato dal governo Letta, peraltro non da questo governo, 500 alla Comunità Europea, 500 milioni dallo Stato, 500 milioni dalle regioni, il Veneto aveva stanziato 80 milioni. Abbiamo avuto, rispetto alle aspettative che si erano create per questi giovani, abbiamo avuto un'applicazione difficoltosa che ci ha portato, ecco, quindi non dico che sia questo il motivo per il quale gli over 50 siano stati ricollocati, o almeno la percentuale di disoccupazione sia diminuita, perché condivido il fatto che se restiamo in pensione fino a 80 anni per forza di cose le ultime previsioni sono terrificanti. Bisogna anche sgrezzare, fare in modo che le risorse che ci sono siano accessibili. Infatti, dopo parleremo, anche se abbiamo un attimo di tempo. L'INPS dice i precari potrebbero andare in pensione a 75 anni. Sì, andiamo con il bastone, con la lentiera. È una situazione. Vabbè, adesso riprendiamo, abbiamo la pubblicità, per cui dopo la parola a Cristian Ferrari. Viene da ridere per non piangere, perché veramente siamo al paradosso. Pubblicità.